Allora siamo arrivati al quinto incontro del nostro corso di archeologia. Siamo ormai in piena età imperiale romana. Abbiamo avuto questa bella conversazione la settimana scorsa con la professoressa Giovannella Cresci, che ha illustrato in modo molto efficace questo passaggio dalla protostoria all'età romana, passaggio degli dei, passaggio della casa degli dei, e adesso siamo approdati in piena età romano-imperiale. E credo, adesso sentiremo dal professor Sperti, che è una vecchia conoscenza dei nostri corsi di archeologia e che ringraziamo come sempre per la sua generosa partecipazione, e credo che avremo uno sguardo forse particolare per l'architettura sacra di età imperiale romana. Comunque stiamo ad ascoltare. Grazie. Grazie mille Margherita, grazie per l'invito. Grazie per l'invito a questo ciclo archeologico sul sacro nel Veneto antico, di cui avete già sentito due. Si sente, allora così forse è meglio. Allora, di cui avete sentito due interventi sui santuari di Este ed Altino, uno sul ruolo dell'acqua all'interno dell'area euganea, il passaggio a cui facevi tu riferimento ad orizzonti religiosi romani, e oggi parliamo di testimonianze monumentali. Parliamo di testimonianze monumentali, però devo fare una piccola precisazione a quello che hai detto, perché in realtà non parliamo dell'età imperiale, ma del passaggio, anche da questo punto di vista, dall'età repubblicana all'età imperiale, perché questo è un po' tipico, diciamo, della documentazione che andremo a vedere. Cioè si tratta, quando parliamo di, come vedremo, di templi di età imperiale, si tratta di rifacimenti di strutture di epoca precedente, per cui come vedremo in un caso particolare potremo addirittura seguire 4 fasi che si snodano per un secolo e mezzo. Sto parlando del Capitolium di Brescia, così avrete già capito che l'ambito geografico non è soltanto il Veneto, ma è, diciamo, la Decima Regio, cioè quella parte della Cisalpina orientale che si estendeva dalla Lombardia orientale fino appunto all'Istria. Nel caso del Capitolium di Brescia abbiamo a che fare con una struttura che nasce ancora nel secondo secolo avanti Cristo, e poi si sviluppa nel corso del primo, addirittura arriva fino all'età Flavia, fino all'inizio del regno di Vespasiano, con una serie di rifacimenti. Per cui questo già per dire subito, diciamo, per mettere i puntini su un aspetto fondamentale, cioè che l'aspetto cronologico è legato a questi particolari interventi che tendono a rifare, a riabbellire, a arricchire, certe volte a stravolgere, come appunto nel caso di Brescia, la struttura originaria. Dunque, il Capitolium è il tempio dedicato alla triade capitolina. Il templum è un termine, direi che prima che una struttura concreta è un concetto. Il concetto di uno spazio sacro separato dallo spazio, diciamo, profano, che è un concetto fondamentale per la comprensione dell'edilizia sacra romana. Il templum è in origine uno spazio libero che è stato diciamo rigidamente separato secondo un rito molto preciso, orientato secondo i punti cardinali, e che spesso non è neanche edificato, almeno alle origini. È un tempio che è un templum che è determinato
determinato anche potrebbe essere da dei cippi, da delle pietre, da dei pali, per cui è semplicemente uno spazio sacro, uno spazio ritagliato, ecco, questo di forma quadrangolare, che corrisponde in parte ad altre strutture come ad esempio l'auguraculum etrusco, il quale è uno spazio che era stato concepito per trarre gli auspici, diciamo, dei voli, soprattutto degli uccelli. Ora, sin dalle origini, il tempio romano, parliamo di un'epoca molto antica che forse risale addirittura al VI secolo a.C., secondo certe diciamo, indagini recenti. Alcune di queste caratteristiche del templum, inteso come l'ho adesso descritto, vengono, come dire, tradotte in chiave monumentale. Il templum è come edificio, è un tempio che ha una forma quasi quadrata, molto più quadrata rispetto ad esempio alla forma rettangolare dei templi greci, che è sopraelevato da un podio, che ha una scalinata d'accesso e uno spazio davanti. Vi prego di vedere l'esempio, la ricostruzione a sinistra, uno spazio davanti molto libero, diciamo, che consente, con una vista davanti, che consente appunto che consente l'osservazione, ad esempio, del volo degli uccelli e di tutti quegli auspicia che erano considerati naturalmente nella cultura antica un segno degli dei, per cui qualcosa che influiva o che poteva dare indicazioni sui modi comportamentali degli uomini. Vitruvio usa tutta una serie di termini per indicare un tipo di tempio che, semplificando molto, è quello romano delle origini, diciamo, e che gli archeologi di solito indicano con il termine etrusco-italico. Sulla terminologia di Vitruvio ci sono interi libri, è diciamo, un tema molto complesso su cui non voglio, naturalmente non entro. Però il Vitruvio descrive un tipo di tempio delle origini detto appunto etrusco-italico che corrisponde a quello che vediamo, vedete là, sì, che è quello che vediamo nella ricostruzione, diciamo, che vediamo a sinistra. Questo tempio delle origini, che ha, come vedremo, una inerzia tale da arrivare addirittura ad essere costruito fin nel I secolo, cioè è un tipo che prosegue per secoli, proprio per quelle forme di conservatorismo religioso che vedremo più avanti. Allora questo tipo si scontra a partire soprattutto dal II secolo a.C. e poi più nel I secolo con delle forme di monumentalizzazione in cui gioca un ruolo fondamentale la tradizione greca. Questo porta naturalmente a abbandonare le forme che poi vedremo meglio e che sono evidenti nel disegno di sinistra, che è un capitolium di Cosa, Orbetello, diciamo, presso Grosseto, e assumere invece delle forme diverse. Questo processo chiamiamolo di ellenizzazione del Tempio si perfeziona poi in epoca augustea, che è l'epoca, come dire, critica per molti aspetti, non soltanto architettonici, ma anche figurativi dell'arte romana, e l'esempio che vedete a destra è una realizzazione di età augustea, la Maison Carrée a Nîmes, che metto perché è diciamo forse il tempio antico più meglio conservato. Siamo in Provenza negli anni, appunto, nella media età augustea, e la Maison Carrée altro non è che un tempio diciamo italico, che conserva ancora caratteristiche del tempio etrusco-italico, cioè il fatto di essere su un alto podio, di avere una facciata, un lato principale con una scalinata, esattamente come era nella tradizione, con una cella che, come potete vedere, è espansa, anche se qua la tipologia è un po' diversa. È un tempio italico, diciamo, travestito
alla greca. Ecco, questo per dire in maniera, devo dire, molto semplificata lo sviluppo di una tradizione che parte da strutture come questa, che erano fatte in pietra locale, in calcare, in tufo, in legno e con rivestimenti di terracotta dipinta, come pure vedremo, si arriva poi a quello che forse ci è più familiare, che è il tempio diciamo ellennizzato, e che poi rimane come forma fondamentale per tutto l'età imperiale. Ora è difficile, diciamo, in realtà rendersi conto della diffusione e dei modi, dei tempi, della diffusione del tempio romano nella Cisalpina, perché le testimonianze, soprattutto per l'epoca più antica, che è il secondo secolo a.C., sono molto, come dire, molto problematiche. Spesso, diciamo, limitate a delle strutture sconnesse oppure a dei frammenti di decorazione fittile che sono molto spesso decontestualizzati. Lo stesso vale naturalmente per il Veneto, anche in questo caso, e direi per la Decima Regio in generale. Anche in questo caso l'architettura delle origini è un'architettura che per questi motivi è piuttosto problematica. Certe volte la presenza di un tempio la possiamo dedurre semplicemente da elementi decorativi. A Vicenza e a Piazzola sul Brenta sono state trovate delle antefisse, cioè degli elementi in terracotta in origine dipinta, che rappresentano un tema particolare, che è quello della Potnia Theron, la signora degli animali, che è diciamo, un motivo di origine molto antica, che si lega, Filippo, forse ai modelli minoici. Non so se si può ritenere tale la figura quella di donna con i serpenti in mano, ma insomma in ogni caso ha una lunghissima storia. È una storia che poi si sviluppa in epoca ellenistica, e il tema giunge in Italia centrale per poi essere assunto, diciamo, nella Cisalpina. Una figura femminile alata con due leoni rampanti ai lati, che effettivamente di solito viene come dire, messa in relazione con degli edifici templari. Però al centro vedete un frammento d'Altino, che è riferibile invece ad una struttura porticata, non si sa, ma comunque una delle ipotesi è questa, e potrebbe anche indicare, diciamo, che la presenza di determinati motivi non è necessariamente indice, diciamo, dell'esistenza di una struttura templare. Tra l'altro vi faccio notare la grande similarità fra questi due esempi. Anche qua è interessante per un discorso di maestranze che provenivano forse dall'Italia centrale. Sempre per rimanere nell'ambito, diciamo, di Altino, il frammento che vedete in alto a destra, che è non particolarmente significativo, però è da porre in relazione con una figura femminile che ha dei rapporti con un insieme di sculture, di frammenti frontonali provenienti da Aquileia, che facevano parte effettivamente di un tempio. Per cui, insomma, queste labili tracce dimostrano come la presenza di templi può essere, almeno in parte e in maniera, devo dire, molto così problematica, ipotetica, dedotta da queste forme particolari. La decorazione in terracotta è tipica dell'età diciamo repubblicana, ed è un tipo di decorazione che poi, diciamo, tende a scomparire nel corso del primo secolo avanti Cristo.
Se poi passiamo alle strutture templarie, anche qua come dire, il quadro non cambia, ci sono degli esempi come questo che vediamo a Marano di Valpolicella, dove sono stati trovati dei resti di un edificio che è da attribuire all'inizio dell'età imperiale, ma che a delle indagini più approfondite ha mostrato la presenza di alcuni intonaci che fanno pensare ad una fase precedente in età repubblicana. Si tratta naturalmente anche, come potete vedere in questo caso, diciamo, di resti molto, molto problematici. Io devo dirvi subito che di fronte a questi esempi e altri che tralascio, di fronte a un quadro, diciamo così, povero e incerto di testimonianze, ho concentrato l'attenzione soprattutto sul tema del Capitolium e il tema del Capitolium in particolare prendendo in considerazione due grandi complessi che vedremo ora, che sono quello di Verona, che è uno dei più importanti Capitolia della Cisalpina, e quello di Brescia. Intanto li ho scelti perché si tratta di strutture che hanno diciamo una serie di testimonianze piuttosto ricche, soprattutto quello di Brescia, che consentono di fare tutta una serie di ragionamenti su aspetti come le committenze, la scelta di particolari soluzioni in ambito ad esempio della planimetria piuttosto che degli alzati. In entrambi i casi sono delle strutture che occupano, come vedremo, il centro della città e questo naturalmente è evidente soprattutto con il primo che andiamo a vedere, che è il Capitolium di Verona. Dunque intanto nella immagine che vedete a sinistra vedete la zona dell'Ansa dell'Adige, che è occupata appunto da questo grande complesso. La estensione di Verona nell'Ansa diciamo destra dell'Adige è un fenomeno che si pone a partire dalla metà del I secolo avanti Cristo, a cui forse non è estranea addirittura la figura di Cesare, ed è una iniziativa che pone al centro, come potete vedere, un foro, che è quello che sto indicando, che vedete qua a destra, che corrisponde a questo, posto sull'asse del Cardo Maximus, cioè di una delle vie principali della città, e con il Decumanus che intersecava in questo senso, e con il Capitolium che dominava nella parte nord su una grande terrazza che è quella che adesso vediamo nella ricostruzione, in una recente ricostruzione che è stata pubblicata dopo un lavoro di vari anni da parte degli archeologi appunto attivi a Verona. L'insieme, diciamo, di questo foro è formato appunto dalla terrazza sopraelevata che abbiamo visto con il Capitolium al centro, da un porticato che girava tutto intorno, che inquadrava appunto il monumento, e poi dal foro vero e proprio, che è quello che sto indicando, con la piazza e con una serie di portici che sono stati ricostruiti, anche se qua siamo al centro di Verona. Verona è una città che ha avuto continuità insediativa, e per cui tutta questa zona è ovviamente fortemente urbanizzata. Siamo in Piazza Erbe e la parte, diciamo, queste parti qua sono abbastanza congetturali. Interessante però vedere una cosa, che faccio un salto avanti di alcuni decenni. Questa sistemazione del Capitolium e del foro si data intorno fra, diciamo, il 50 e il 25
avanti Cristo. Quando alcuni decenni dopo, poco prima della metà del secolo successivo, del primo secolo d.C., si aggiungono altri monumenti, questi monumenti, che sono ad esempio la Curia, questo, o la Basilica, che è nota per il rifacimento, diciamo, di età severiana, non vengono collocati al posto, in luogo della vecchia struttura, ma vengono messi in secondo piano, collegati al foro, ma non direttamente, come se si volesse rispettare la originaria struttura, diciamo, di questa piazza. Di questa operazione, purtroppo, di tutta questa operazione vergetica abbiamo pochissime conoscenze, perché le testimonianze epigrafiche sono scarsissime. Dunque all'interno del foro si colloca il Capitolium, che adesso andiamo a vedere. Il Capitolium in Verona è una struttura di 35 per 42 metri, per cui quasi quadrata, esattamente secondo il canone vitruviano, con 6 colonne sulla fronte, per cui si tratta di un tempio esastilo, ripetute per tre file, con le 3 celle tipiche del Capitolium, che sono quelle appunto dedicate a Giove, Giunone e Minerva, e poi con le ali dei colonnati che proseguono in questa direzione. Ora, la cosa interessante da notare, la prima cosa interessante da notare è questa: quando Vitruvio parla di tempio che noi chiamiamo etrusco-italico, parla di una struttura come questa, che è simile a quella che abbiamo visto nella diapositiva iniziale nel Capitolium di Cosa, cioè di una struttura anch'essa quasi quadrata, con una fronte tetrastila di quattro colonne e con la cella espansa che arriva fino ai lati. Ora, le differenze fra il modello di Vitruvio, che come potremo vedere è ripreso in vari altri centri che vedete nella ricostruzione delle piante in basso, e quello di Verona, che è questo o questo, sono appunto il fatto che a Verona le colonne sono 6 e proseguono lungo i lati. Per cui si tratta di un tipo di tempio che viene chiamato periptero sine postico, cioè un tempio periptero, perché contrariamente al tempio italico, che raccoglie le colonne sulla fronte, ce le ha anche sui lati secondo il modello greco, per cui è una sorta di, anche questa, di ellenizzazione di un modello italico, però senza la parte posteriore. Ora, questa è una tipologia rarissima. È una tipologia rarissima che però ha un modello molto preciso, questo qui, che è il Capitolium di Roma, cioè il tempio, diciamo, per eccellenza più importante dell'urbe, che è stato rifatto più volte, sempre per questo conservatorismo, mantenendo la stessa struttura, ed era il tempio più importante fino all'età augustea, perché poi Augusto riesce in qualche maniera a scalzarlo dalla sua posizione di preeminenza con una serie di altri interventi, ma qua il discorso si fa molto lungo. Ovviamente il Capitolium di Roma è di dimensioni più grandi, perché misura 62 per 54 metri, per cui il Capitolium di Verona è una copia in scala 2:3 del Capitolium di Roma, e si colloca su una serie di elementi, diciamo, anche basati sui dati di scavo, in un'epoca che è quella del III-IV del primo secolo avanti Cristo, cioè fra il 50 e il 25 avanti Cristo. Ora, la cosa naturalmente è notevole.
la forma di cui stiamo parlando è una forma che nasce nel VI secolo avanti Cristo, probabilmente, secondo delle indagini recenti, e che continua ad essere riprodotta ed è una forma arcaizzante, obsoleta, perché viene presa, viene riproposta in un centro come Verona, ovviamente per rivendicare il legame stretto che c'è fra Verona e Roma da un lato, e dall'altra anche perché si tratta di una scelta evidente per rivendicare l'antichità delle tradizioni cultuali, dell'antichità delle tradizioni cultuali romane. È interessante questo atteggiamento di esaltazione di forme che sono passate di moda e che in fondo troviamo anche in Plinio. Plinio, in un passo del 35° libro della Naturalis Historia, esalta la decorazione in terracotta. Decorazione in terracotta che quando Plinio scrive era superata da un secolo, se non di più. Perché lo fa? Perché appunto è una forma che viene, come dire, recepita come antica, per cui venerabile, per cui degna di considerazione. Alla base di questo atteggiamento naturalmente c'è il fastidio di certi circoli conservatori verso le forme dello sfarzo dei marmi greci che avevano conquistato Roma. Per cui la pianta dell'edificio veronese, in questa fusione tra il tipo tuscanico vitruviano, che è questo, e invece il tempio greco, con questa forma appunto di un periptero, cioè periptero significa con tutte le colonne intorno mancato, è praticamente un unicum. Tanto è vero che se voi vedete la parte bassa dell'immagine a destra con la pianta di altri Capitolia, come ad esempio Minturno, come Luni, come Cosa, come Firenze, vedete che si tratta di strutture che seguono in maniera più o meno fedele lo schema vitruviano. L'eccezionalità del Capitolio veronese è quello di avere un rapporto così stretto con Roma, rapporto dovuto sicuramente alla presenza di alcuni senatori di origine veronese a Roma, che avevano appunto la possibilità di seguire una tale committenza e di sostenerla anche se in realtà, ecco, questa è un'altra immagine che abbiamo già visto, anche se in realtà, se noi poi andiamo a vedere le abbastanza scarne testimonianze sugli elementi architettonici, come quelle che vedete a sinistra, una ricostruzione delle terracotte architettoniche che vengono utilizzate come antifisse, come vedete a destra, abbiamo a che fare con delle testimonianze che sono di medio livello, anche se in realtà poi sono state trovate tutta una serie a sinistra di frammenti di marmi colorati che decoravano l'interno delle tre celle. Quello che ho messo a destra l'ho messo un po' come curiosità per vedere quel poco di scultura e di statuarie in bronzo che è stato trovato. Dire che è frammentaria è un eufemismo, perché insomma mi pare che sono stati rinvenuti veramente dei frammenti molto piccoli, questo grande dito in bronzo di una statua colossale, una mano, una faretra e poco altro.
Insomma, si tratta alla fine di una iniziativa che, riprendendo una forma, come ho detto, ormai obsoleta, vuole però al contempo collegarsi con l'esempio romano. Da questo punto di vista il Capitolio di Verona è un caso unico. Una storia molto diversa ce l'ha invece il Brescia, dove non possiamo parlare di Capitolium perché alle origini, perché il santuario da cui che si colloca ai piedi del colle Cidneo e che è luogo di culto fin dal secondo secolo a.C., subisce una trasformazione di 4 fasi che si snodano nel tempo dal secondo secolo a.C. fino, come vedremo, all'età Flavia. Questa ricostruzione abbastanza ipotetica, devo dire, mostra come era questo santuario dedicato a delle divinità non note nel corso della seconda metà probabilmente del secondo secolo a.C. Vediamo una terrazza con due templi piuttosto semplici. Nella prima metà del primo secolo a.C. il complesso viene rifatto. Al posto delle 2 strutture che abbiamo visto vengono eretti 4 templi gemelli, che qui vediamo nella pianta, che forse è più efficace, però questa ricostruzione che vedete, dove viene mantenuto la struttura, diciamo, della terrazza, e dove i templi si collocano uno a fianco all'altro con delle intercappedini coperte fra un tempio e l'altro che si vedono qui, e con una struttura che è quella, diciamo, del tempio etrusco-italico, grosso modo, che abbiamo visto, per cui con il pronao elevato sul podio e con la cella espansa fino ai lati. Nella terrazza sorgono nel frattempo queste due piccole strutture circolari che sono state ricostruite sulla base di alcuni frammenti ritrovati in luogo. Ora, il santuario della prima metà del primo secolo a.C. è un santuario fondamentale per una serie di temi, a iniziare da quello della decorazione architettonica, perché fanno riferimento a questo santuario degli elementi come il capitello di pilastro detto corinzio italico. Adesso dico 2 parole anche su questo tipo, che vedete sopra nell'originale e sotto nella ricostruzione, o dei frammenti di fregio piuttosto raffinati, come vedete qua, che sono sicuramente riferibili a questo complesso. Ora, perché dico che è un caso eccezionale all'interno della decorazione architettonica della Cisalpina? Perché la decorazione architettonica della Cisalpina spesso, direi quasi regolarmente, è decontestualizzata. Cioè sono noti i pezzi, ma non si sa a quale edificio, a quale struttura appartenevano. Qui, al contrario, abbiamo un esempio di contesto, diciamo, un contesto sicuro, che permette di avere dei punti di riferimento precisi per quello che riguarda, ad esempio, lo sviluppo del cosiddetto capitello corinzio italico. Il capitello corinzio italico è un po' il predecessore del capitello che poi si sviluppa in età imperiale e soprattutto dall'età augustea. Augusto chiama degli artigiani greci e crea il capitello che è diciamo più noto, detto il tipo canonico, e che è in parte ispirato al capitello greco. Questo invece è un tipo di capitello che è di epoca precedente, che è tipico della decorazione architettonica tardo repubblicana, e che ha vari esempi
in Italia del Nord, ma questo è uno dei pochissimi che può essere appunto contestualizzato. L'importanza di questo complesso non è soltanto per la decorazione architettonica, ma anche per la decorazione pittorica. Le 4 celle che abbiamo visto all'interno erano decorate da degli affreschi, degli affreschi estremamente complessi, perché se vedete mostrano questa è l'aula 4, che è quella meglio conservata, una base con una sorta di drappo ricamato, una tenda ricamata collegata da piccoli anelli ad un filo che è a sua volta sospeso ad una mensola di legno, tutto dipinto con una precisione, una qualità, una varietà di colori notevoli, e sopra la mensola di legno vi erano delle riproduzioni dipinte di lastre di marmo colorato. Questo complesso, che ha, devo dire, pochi confronti, tutti quelli che si occupano di pittura se ne sono naturalmente interessati, perché anche in questo caso abbiamo a che fare non soltanto con una qualità non comune, ma anche con con la possibilità di una cronologia appunto precisa. Questo complesso era esteso su tutti e 4 i lati delle celle, e era incorniciato da una serie di colonne, di semicolonne ioniche e con capitelli a sofà, con una greca sopra, insomma un insieme che è un caso unico nella pittura del Nord Italia, un insieme eseguito nel cosiddetto, nella prima fase del cosiddetto secondo stile pompeiano, che dà una datazione intorno al 75-50 avanti Cristo. Per cui questa parte, che si è conservata perché è stata obliterata da quello che vedremo dopo, per cui si è salvata in questo modo, consente appunto di ricostruire sia l'aspetto architettonico sia l'aspetto pittorico di questo complesso. Ora, la cosa che è stata notata naturalmente è che questo santuario a più saccelli, alla base, posto su una terrazza panoramica, qualcuno ha voluto naturalmente metterlo in relazione ai grandi santuari laziali di età tardo-repubblicana. Dal punto di vista tipologico possiamo trovare anche dei punti di contatto, naturalmente. Insomma, non vogliamo fare dei confronti con santuari tipo quello di Ercole a Tivoli, che per molti aspetti è fuori, tutta un'altra dimensione. Però è interessante vedere appunto come la committenza di questo periodo si impegna in una struttura che, per gli aspetti che abbiamo visto, è assolutamente poco comune. La terza fase di questo complesso la troviamo in età augustea. In età augustea cosa succede? Si mantiene la terrazza, i saccelli, che erano 4, diventano 3, e si formano delle sorte di ali ai lati con un porticato. Di questa fase, che è stata scoperta in epoca abbastanza recente, sappiamo abbastanza poco. Qualcuno ha detto che già il fatto che vi sia una riduzione a 3 celle possa anticipare quello che succede in seguito, e che uno stravolgimento completo di tutta l'area che si attua in età Flavia, nel regno di Vespasiano, con la completa trasformazione dell'area, e il tempio, eccolo qua, eretto
eretto alla Triade Capitolina. Eretto alla Triade Capitolina lo sappiamo da una iscrizione scoperta, mi pare nel 2011, se non sbaglio, comunque circa una decina d'anni fa, che nomina appunto Giove, Giunone e Minerva. In età Flavia il complesso viene enormemente ingrandito in questo gigantesco foro che presenta due piani, diciamo, diversi, quello del foro vero e proprio e quello dove si trovava invece il Tempio Capitolino, che era elevato per più di 20 metri rispetto al foro sottostante, per cui il Tempio era diciamo su un podio che a sua volta stava su una terrazza, per cui c'era tutta una concezione scenografica che è una rielaborazione, diciamo, di esperienze ellenistiche. Il foro che presentava la basilica dalla parte opposta e il tempio, che adesso andiamo a vedere, con una struttura abbastanza diciamo anomala, perché in epoca Flavia viene eretto un Capitolium con le 3 celle canoniche, quella centrale di Giove maggiore delle altre, ma la cosa interessante è che la parte anteriore del tempio viene diversificata con una sorta di pronao centrale, che è questo, che corrisponde alla cella, mentre invece le ali dello stesso tempio corrispondono alle 2 celle alle due celle laterali. Anche in questo caso si è conservata una notevole quantità di decorazione architettonica. Il Capitolio di Brescia è la base per lo studio della decorazione architettonica del nord Italia, con dei capitelli corinzi che, come potete vedere da questo esempio a sinistra, sono molto diversi da quelli corinzio italici che abbiamo visto in precedenza, e tutta una serie di esempi di decorazione che sono stati posti e che sono stati rimessi in situ. Altro caso, per quello che ne so io, in Cisalpina quasi privo di confronti, all'interno del Capitolio di Brescia sono stati rinvenuti frammenti della statua cultuale. La statua cultuale era la statua di Giove che occupava la cella. I frammenti in questione sono il braccio destro, che vedete disegnato qua, una parte del petto e una parte del piede sinistro, che sono stati ricostruiti qui indicando le parti. Io credo che potete chiedervi legittimamente come mai da questi 2 pezzi sia stato ricostruito un'immagine di questo genere. Ovviamente perché ci sono dei confronti abbastanza precisi con sculture di vario tipo a Roma, ad esempio lo Jupiter Verospi, che è abbastanza simile a questa figura. Questi sono 80 centimetri. Per cui si tratta di una statua di più di 5 metri di altezza. Un caso molto raro appunto di immagini cultuali, un caso quasi unico in Cisalpina. Immagini di questo genere erano spesso affidate a maestranze che venivano dall'esterno. Sempre all'interno del Capitolio, questo sono forse i ritrovamenti più famosi. È stata trovata i grandi bronzi di Brescia, cioè la Vittoria che vedete a sinistra, e poi una serie di ritratti. Li mostro anche se in realtà si tratta di una serie di testimonianze che sono di epoca molto diversa, perché la Vittoria si data grosso modo nell'età di Claudio. I due ritratti sono uno fra la fine del primo e l'inizio del secondo secolo e l'altro addirittura del terzo secolo, per cui è probabile che non facessero parte della decorazione originaria o dell'apparato, diciamo, del figurativo del monumento, ma che venissero da qualche parte lì vicina.
per concludere, da quello che abbiamo visto, diciamo, il periodo in cui l'attività legata a iniziative di carattere sacro, cioè a templi, in Cisalpina mostra le maggiori realizzazioni a giudicare dalle testimonianze sia diciamo, letterarie e sia dalle testimonianze archeologiche, è il periodo che va dalla fine del secondo secolo avanti Cristo fino appunto alla seconda metà del primo secolo d.C. Dopo inizia una sorta di contrazione, che è una contrazione economica nel secondo secolo d.C. della Cisalpina e anche demografica. Certo che a parte questi due esempi che abbiamo visto, molte testimonianze, come abbiamo detto, sono estremamente problematiche. Io termino con una immagine che vi mostra l'area del Capitolium di Brescia in età alto e medievale. È una ricostruzione naturalmente di fantasia, ma credo abbastanza plausibile di quello che è successo in età post-antica. Non dobbiamo dimenticare appunto che tutte queste strutture sono state all'interno di aree che hanno avuto una continuità insediativa. Parlo soprattutto di Verona, dove il Capitolium in realtà presenta dei resti che sono inglobati all'interno di Palazzo Maffei, ma anche in Brescia di sicuro le risultanze archeologiche sono molto più importanti, però insomma non dobbiamo dimenticare appunto anche le vicende post-antiche, che quelle che spiegano molto sullo stato frammentario, diciamo, della documentazione. Io con questo vi ringrazio dell'attenzione e termino. Allora, grazie mille per questa panoramica molto succosa e anche molto complessa, pensando all'evoluzione che hanno subito queste costruzioni, soprattutto questa di Brescia, che appunto pur non essendo prettamente veneta, chiaramente fa parte della 10ª Regio Venezia et Istria e quindi e all'interno di questa Regio Venezia ed Istria era forse la struttura, per quello che ne sappiamo noi, più monumentale, più importante, più rappresentativa, e altrettanto il Capitolium di Verona, che è stato appunto così dettagliatamente illustrato. È chiaro che in questo panorama Brescia, Brixia e Verona erano un po' le città più importanti nel panorama veneto e quello che adesso è in parte lombardo, ma che in età romana, nella regione augustea, faceva parte di un'unica regione. Però io mi dico anche che il Capitolium è come sappiamo, l'emblema dell'aver trapiantato la cultualità, la religione romana all'interno dei singoli municipi, e che quindi anche in area veneta, città meno importanti però dal punto loro di vista importanti, penso a Padova, penso a Vicenza, penso a Oderzo, penso ad Altino, il Capitolium doveva esserci dappertutto. Quindi un po' io penso sono vicende di scavo, perché secondo me è bellissima quest'ultima immagine del Capitolium di Brescia durante il Medioevo, ma noi dobbiamo pensare che così era dappertutto. Certo. A parte forse diciamo Aquileia, città che non hanno avuto continuità insediativa, esatto. Però certo quelle che hai nominato tu è assolutamente così. Perché io penso appunto il Capitolium intanto prospettava sempre sulla piazza del Foro e quindi io penso, per esperienza mia di archeologa, quando abbiamo scavato il Foro di Opitegium, di Oderzo, si partiva dagli strati più alti. Gli strati più alti erano quelli di età barbarica, come diciamo noi, cioè erano gli strati altomedievali, perché anche lì
sulla piazza del Foro costruivano delle capanne, ma delle miserrime capanne rispetto a quello che era la grandiosità. Facevano delle calcare buttando... Esatto, la grandiosità della monumentalità romana, e quanto in questa epoca di gran fame edilizia qualunque cosa che potesse venire facilmente asportata veniva asportata e riutilizzata per queste costruzioni, insomma, effimere, costruzioni di emergenza, perché erano momenti difficilissimi. Sì. Per cui ci sono anche delle condizioni di scavo che, nonostante questo imbarrimento di Brescia ha potuto mantenere, perché se uno va a Brescia entra nelle 3 celle del Foro, sì, certo, tuttora, e grazie a questi interventi negli ultimi decenni entra in questa straordinaria aula di età repubblicana che il professor Sperti ha fatto vedere, e che è veramente un esempio di pittura unico, ma non solo nell'Alta Italia, un po' in generale è proprio straordinaria. E se vi capita e non l'avete ancora vista e vi capita di andare a Brescia, andate assolutamente a vederla, perché è un'esperienza emozionante entrare proprio in questa... Sì, a livello dei grandi cicli urbani, direi. Sì. È proprio bellissima. Comunque, no, se posso fare una puntualizzazione da quello che giustamente tu dici, intanto ovviamente valgono le vicende, diciamo, anche casuali, vale la storia degli scavi, perché certo, in certi casi anche quella è fondamentale. Io forse ho dato l'impressione che anche il Capitolium di Verona fosse abbastanza conservato, perché abbiamo visto tutte queste ricostruzioni. In realtà, insomma, le cose non stanno così. Chi oggi va a Verona vede delle parti dentro Palazzo Maffei, ma tutto è frutto di una ricostruzione, devo dire, di Giuliana Cavalieri Manasse. Sì, sono stati anni e anni di scavo in trincea, perché appunto c'è questo grandioso Palazzo Maffei sopra l'area del Capitolium, e quindi anni e anni di scavo e grande competenza e sapienza poi per poter arrivare a questi risultati di ricostruzione. Sì. Ma questo si potrebbe fare. È molto importante, credo sia fondamentale come interesse il fatto che riproduca il Capitolium di Roma. Sì. È un segnale molto importante di presenza, certo, anche di questi valori politici, che naturalmente il Capitolium rappresenta, la triade capitoliana rappresenta la religione di Stato di Roma che si trasferisce nelle periferie, quindi è un segno forte della presenza romana, quindi è molto interessante. Sì. Questo di Verona è un caso, mentre quello di Brescia è diverso, perché lì siamo in un santuario precedente, quindi è un'area che viene occupata in qualche maniera, e il passaggio da 2 a 4, probabilmente il quarto sacello di questa fase intermedia è ancora un residuo possibilmente del culto locale, al quale, certo, viene affiancato, sì, quello, diciamo, e che poi si sovrappone, e poi definitivamente si sovrappone in maniera inequivocabile. Comunque molto interessante, grazie, questa è veramente una bellissima lezione ci hai fatto. Io volevo aggiungere proprio per questo concetto, che è estremamente importante, quello della sovrapposizione della continuità culturale, perché in certi casi è stato proprio verificato come la monumentalità romana si insedia lì dove c'era un luogo di culto pre-romano, e questo perché è proprio il sovrapporsi della religione e la continuità del luogo di culto, che evidentemente aveva era già un polo di attrazione per tutta l'età protostorica, per quello che sarà poi la città romana. E a questo proposito io volevo, appunto mi è venuto in mente mentre il professor Carin ci parlava, un piccolo nostro saggio che abbiamo fatto lungo uno dei 2 lati corti del foro di Tergium, lato corto, che uno dei 2 generalmente ospitava il Capitolium, e dove noi abbiamo potuto individuare la possibilità della presenza del Capitolium proprio
unicamente in base all'evidenza di una scalinata che si vedeva in sezione e basta. La cosa più curiosa è che negli strati sottostanti l'area di dove doveva esserci Capitolium è stata rinvenuta una piccola stipe votiva preromana con tutta una serie di piccoli bronzi estremamente significativi, fra cui questo bronzetto che è stato pubblicato e su cui si è molto discusso, che è un piccolo bronzetto che non si capisce se è maschio o femmina, con questa ex lamina che funge da mantello. E quindi insomma è già un bronzetto di per sé estremamente particolare ed estremamente ambiguo e di difficile interpretazione, a cui si accompagnano alcune monete, dracme venetiche e altri piccoli elementi di bronzo che facevano parte di una stipe che era comunque sottostante l'area del Capitolium. Sì. Questo è anche interessante, questa sorta di sovrapposizione. La cosa che forse è anche che si collega a questa è che secondo molti, mi viene in mente Groma, insomma molti studiosi di architettura romana, lo stesso meccanismo poi si attua fra il culto imperiale e la triade capitolina, cioè il culto imperiale a un certo momento, che sorge come sappiamo in età augustea, si mette quasi in competizione con la triade capitalina e si vuole proporre come alternativa, per cui è come se l'imperatore volesse in qualche maniera presentarsi come Dio e gareggiare con le figure invece della religione tradizionale. Questo naturalmente è letto a livello architettonico, poi possiamo immaginare che le cose non stessero così, però è anche interessante certo. questa forma, l'esempio che hai fatto te ovviamente è ben diverso, è una forma di appropriazione culturale, certo. Però anche questo rientra in un meccanismo che insomma sembra non finire solo con l'imporsi del culto romano. Quello che ci si può augurare è che l'archeologia in futuro riesca a individuare altri Capitolia in giro per il Veneto, perché appunto ogni municipio, ogni colonia aveva il suo Capitolio. Un esempio. Sì, quello di Oderzo era assolutamente quello di Oderzo però è stato individuato in via indiretta, certo. come in via, chiamiamola non indiretta, ma come si potrebbe dire, virtuale, ecco, in qualche modo è stato individuato il Capitolium di Altino, perché il Capitolium di Altino è stato individuato solo grazie a queste straordinarie foto aeree che abbiamo rivisto più di una volta qui in Ateneo, che anche quello si situa a ridosso di uno dei lati brevi del foro, però noi ne abbiamo visto unicamente la sagoma nella foto aerea e speriamo che prima o poi future generazioni di archeologi chissà che riescano a metterci la cazzuola. Esatto. Ecco, se ci sono appunto domande. Sono una chiosa. Allora, sospetti e indizi. Azzardiamo un luogo a Padova, un luogo a Vicenza dove potrebbe essere il Capitolium. C'era, come diceva c'era Margherita di Tinelli, c'era. Sì, poi c'era, ma guardando la pianta attuale allora a Vicenza sono stati individuati dei lacerti della piazza del Foro e basta, quindi il Capitolium dovrebbe essere nelle vicinanze. Il Foro di Padova dovrebbe essere sotto piazza ma lì poi cosa è stato fatto? Sì, però nulla. Cioè io direi che in Veneto dei nostri Altino e Opitegium ma per via così appunto assolutamente non materiale, diciamo, e per il resto c'è Vicenza, c'è Treviso, perché anche Treviso in fondo, Feltre ha restituito una bella parte del foro, della piazza del Foro, però non il Capitolium. E le vicende di scavo, più che le vicende, prima delle vicende di scavo, le vicende di sovrapposizione della città, perché
Altino, Aquileia non hanno avuto continuità di vita e per cui Aquileia è molto esposto, è molto scavato, Altino speriamo che lo sia nei decenni futuri, ma se pensiamo a Padova, se pensiamo a Vicenza, se pensiamo a Odeto, se pensiamo a Verona, cioè la città ha continuato a vivere, non ha mai avuto un attimo, un secolo di stasi, per cui c'è una sedimentazione, una sovrapposizione straordinaria. Per esempio mi viene in mente a Vicenza si individua l'area del teatro romano, del teatro Berga, unicamente dalle foto aeree o anche non aeree in cui si vedono le case che sono curve e che proprio rispettano totalmente la curva come il teatro di Pompei. A Roma o a Firenze, ecco. Ma sono le persistenze medievali, rinascimentali e via discorrendo che in qualche modo hanno rispettato questo. Per il resto, per esempio il tempio di Marano che abbiamo appena visto, questo importantissimo tempio di età tardo-repubblicana scavato di recente, è stato individuato per puro caso, nessuno si immaginava che là ci fosse un tempio. Ed è anche piuttosto, come dire, periferica come situazione, tra l'altro. In una zona montana, fuori città. Ecco. Chissà quanti altri ce ne sono, noi pensiamo sempre alle città e poi ci sono anche altri tipi. Certo. Verona, come abbiamo visto dalla pianta appunto che il professor Esperti ha fatto vedere, che è stata, cioè Verona dal punto di vista archeologico è una meraviglia, è conosciutissima, è stata molto indagata ma anche molto studiata, per cui c'è questa forma Uibis bellissima e precisissima, magari se si può farla rivedere forse un attimo, che è straordinaria ed direi che fra le nostre città è quella più ricostruibile, più conosciuta. Sicuro. E anche molto, molto a vista. E anche qui certi elementi ricalcano proprio le cose della città. Sì, c'è ancora Porta Borsari, sotto cui si passa, attraverso cui la Postumia entrava in città. Porta Leoni non è tanto in piedi, ma è visibilissima. È messa. Esatto. L'arena è inutile che ce la diciamo perché la conosciamo tutti. Teatro Romano in sinistra d'Adige, dove c'è il museo, è una zona stupenda, straordinaria, col teatro completamente in piedi. Insomma, e tante altre zone che sono visitabili e monumentali, perché anche altre città che romane hanno dei lacerti ben visibili tuttora, ma così importanti come Verona, non parliamo di Brescia, no. Aquileia, Pola, in qualche modo. Aquileia. Però vedi che Aquileia dal punto di vista del Tempio, no? Aquileia? Sì, il foro, ma non sappiamo del Capitolio. Per cui non è detto che una città priva di continuità insediativa poi possa comunque avere. Certo. Ecco, se ci sono altre domande. Grazie, intanto grazie veramente di cuore, perché io sono sempre un'affezionatissima vostra frequentatrice. Non ho capito come hanno fatto a trovare tra il terzo e il quarto passaggio a Brescia la stanza dei dipinti, sì. È stata obliterata dalle strutture soprastanti. Cioè è stata murata? Non posso dirle murata, questo confesso che non lo so, però era in parte sotto il... diciamo c'è un palazzo comunque è stata obliterata. Sì. Si visita in un numero ridotto di persone, un po' alla volta, c'è una specie di sala di decompressione prima di entrare e poi si entra ed è veramente un'esperienza straordinaria. Non la conoscevo, grazie. Vale un'andata a Brescia solo per vedere questo. Vale la decompressione. Assolutamente.
Bene, allora se non ci sono... Ah, scusi. Niente, volevo dire che se c'è stata questa sovrapposizione dovuta al consolidamento del dominio romano in queste regioni, con questa sovrapposizione di culti e quindi con questa imposizione del Campidoglio in queste città, se oggi noi abbiamo grandi difficoltà a trovare reperti che ci diano maggiori dettagli sulle costruzioni che si sono succedute, non dobbiamo dimenticare che quando il cristianesimo è diventato religio non licita ma religione di Stato, la distruzione dei luoghi di culto precedenti è stata particolarmente marcata e diffusa dappertutto. Basti pensare a quanto materiale lapideo è stato utilizzato per le calcare. Quindi se noi abbiamo questa difficoltà è anche dovuta al fatto che successivamente queste distruzioni e quindi con le costruzioni che spesso sono state effettuate in sovrapposizione hanno determinato un po' una quasi totale cancellazione di alcuni monumenti che invece nell'antichità erano piuttosto noti. Grazie. Certo, sono perfettamente d'accordo. Sì, o in certi altri casi hanno creato un insediamento del culto cristiano all'interno del tempio in pagano. Molti casi. Mi viene in mente la chiesa di Siracusa. Quello, ma quello è l'esempio fra i più... Il più Assisi, lo stesso, insomma, più di uno. Il Certo, Partenone. comunque, certamente. Allora, grazie come sempre e l'ultimo appuntamento martedì prossimo in cui ci occuperemo con il professor Calvelli della cristianizzazione del Veneto. Grazie.